Dottoressa Francamaino, buongiorno, la ringraziamo per la sua disponibilità e per aver accolto un po' il nostro invito come Veneto Welfare Regione Veneto. Grazie a voi per questo invito, grazie. Il suo intervento percorre poi una strada che abbiamo già avviato da un po' di tempo. Regione Veneto e Veneto Welfare stanno cercando di far riflettere un po' gli interessati e coloro che hanno delle visioni sul futuro del welfare, in modo tale da poter mettere una sorta di banca dati virtuale a disposizione poi di chi ne volesse far uso. Dopo un periodo epocale che stiamo vivendo e che sembra passato, uso questo dubbio sembra abbiamo superato, però abbiamo ripetuto fin troppo come l'emergenza sanitaria di questa pandemia oggi rischi di scivolare anche in una forte emergenza di carattere economico, e quindi cambi un po' le abitudini, rischia di cambiare gli stili di vita. E quindi una prima riflessione che vorremmo porle è: quali saranno secondo lei le principali conseguenze che comporterà nel sistema di welfare territoriale questo forte cambiamento? Sì, concordo con la sua introduzione nel ritenere che questa pandemia di Covid-19 sia stato un evento inaspettato e però destinato a generare un cambiamento profondo nella nostra società e nel nostro sistema di welfare. E questo direi tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale, a partire dalle nostre regioni, ma poi anche dentro i territori, le comunità a livello locale. Abbiamo percepito tutti chiaramente quanto il welfare state e non solo la sanità siano stati, diciamo, profondamente colpiti e che ruolo importante abbiano giocato anche in termini di reazione rispetto a questa emergenza. E abbiamo visto che le regioni che contavano già molto nel nostro sistema di welfare, nel nostro sistema sanitario, contavano già molto prima, sono state direttamente chiamate in causa e hanno dimostrato di poter fare la differenza. E io credo la potranno fare ancora di più nei prossimi mesi, anche nell'eventualità di una qualche modo recrudescenza, no, del virus nell'autunno. Quello che però io penso che rispetto a questa sfida presente e futura sia importante avere un quadro generale di norme, di linee guida all'interno delle quali le regioni possano muoversi e a loro volta possano aiutare le amministrazioni locali, i territori e gli attori che operano nelle comunità a saper reagire prontamente. Dobbiamo imparare da quello che è successo, farci trovare eventualmente pronti, ma in ogni caso saper governare questa trasformazione profonda che sta facendo emergere, come sottolineava anche lei, problemi che non sono solo di natura sanitaria, ma sono di natura economica e soprattutto, io credo, di natura sociale. Le famiglie da un lato e le imprese dall'altro sono colpite e devono reagire, hanno bisogno di riferimenti per sapersi orientare. Quindi direi che è chiaro che il welfare state è quello che noi chiamiamo secondo welfare, no? Quindi un protagonismo fatto, diciamo un contesto fatto di attori diversi che si muovono nell'arena non solo del pubblico, ma anche del mercato, della società civile, che chiamano in causa anche un contributo da parte delle famiglie, sono stati e saranno ancora più centrali nei prossimi mesi. Quindi ci vuole, come dire, un'azione collettiva che parta dai territori, io direi. Lei ha sottolineato molto bene quello che sembra emergere proprio in quest'ultimo periodo: la necessità di avere linee guida uniformi, ma in modo particolare si è sottolineato ancora una volta che nel momento delle difficoltà le regioni hanno risposto con forte responsabilità e competenza, magari con modelli territoriali differenziati, ma sicuramente non si sono sottratte a una forte responsabilità diretta.
In questo, ancora una volta, in questo scenario, le differenze sostanziali tra modelli territoriali diversi, come si sono evolute, ma soprattutto il ruolo futuro di quelli che vengono definiti ancora una volta i corpi intermedi, gli enti locali. Quale prospettiva di complementarietà avranno in questa formulazione di linee guida, ma soprattutto in ulteriore rinforzo di quella che è una logica regionale che, se mi permette, ha salvato molte vite. Allora, sì, concordo diciamo, con gli spunti offerti dalla sua domanda e direi che all'interno del laboratorio percorsi di secondo welfare ci siamo da tempo, da sempre occupati proprio del ruolo degli attori e dei corpi intermedi. E in particolare l'ultimo rapporto sul secondo welfare che abbiamo presentato a novembre dello scorso anno dedicava ampio spazio proprio a questo tema. Che cosa emergeva allora e che cosa a me pare confermato di fronte, diciamo, nella lettura di questa emergenza? Che come in passato attori diversi e in una logica più aggregata, i cosiddetti corpi intermedi, avevano saputo, diciamo, reagire, dare un contributo, risposte all'allora crisi economico-finanziaria del 2007 e del 2008. E a me pare che non si siano fatti trovare impreparati anche di fronte a questa emergenza, capitalizzando anche il grosso lavoro fatto negli anni scorsi. E quindi questa emergenza ha mostrato che sono e rimangono centrali, no? Possono, oltre che debbono avere un ruolo strategico nel contribuire accanto alle istituzioni pubbliche a fornire rapidamente risposte che non siano episodiche, che non siano dettate solo dall'emergenza, ma abbiano la capacità di costruire guardando al medio e a lungo periodo. Questi corpi intermedi direi che si muovono a due livelli, certamente nel rapporto sul livello nazionale con il governo, con le istituzioni centrali, ma sono molto presenti anche a livello subnazionale, quindi nel rapporto con le regioni e nell'interazione con quelle amministrazioni locali che già citavo prima. Quindi se spostiamo il fuoco su questa dimensione, abbiamo visto che è stato grandissimo, io credo, il valore e l'impegno profuso da questi soggetti durante la prima fase e si sono adesso fortemente riorganizzati. Da questo punto di vista mi verrebbe da citare tutto il tema della contrattazione, della bilateralità, no? Le parti sociali, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali regionali, provinciali, hanno tutti dato prova di saper reagire per accompagnare, no, l'emergenza e fornire delle risposte efficaci ai lavoratori e alle loro famiglie in questa situazione. Quindi e da questo punto di vista io penso che il lavoro fatto precedentemente, no, i molti accordi nell'ambito del welfare aziendale, in materia di welfare, di sanità integrativa, di previdenza, abbiano costituito quella base solida su cui continuare, no? E che si possa aprire una rinnovata stagione in cui le parti sociali abbiano molto da dire, molto da dare in questo ambito. In questo, professoressa, lei traccia ancora positivamente un'evoluzione in atto. Se pensiamo, c'è stato un periodo storico in cui sembrava quasi che si potesse gestire il rapporto istituzionale, il rapporto pubblico, il rapporto politico in assenza dei corpi intermedi, delle associazioni di rappresentanza. Addirittura c'è stato un periodo in cui si riteneva che addirittura la rappresentanza dei lavoratori sembrava essere superflua. Le sfide che abbiamo affrontato in quest'ultimo periodo hanno invece evidenziato che quelle strutture sono non solo necessarie, ma vitali per il senso di comunità, per il senso di presenza nel territorio, per l'essere a sostegno di valori non solo economici, ma soprattutto sociali. E in questo, come lei ben citava, la bilateralità ne è stato un esempio. Nel Veneto la bilateralità nasce negli anni 90, è stato creato il primo ente bilaterale dell'artigianato nel 91-92, ma soprattutto negli anni, soprattutto in quest'ultimo periodo, con scelte forti della Regione,
Veneto, tanto da costituire una struttura come Veneto Welfare e cercare collaborazioni di spessore come il suo, dottoressa, nel panorama italiano. Si è cercato di sostenere la cultura e la promozione non solo della bilateralità, ma anche della previdenza complementare e della sanità integrativa. Ecco, in questo scenario, ancora una volta, ci si chiede in relazione al mondo del secondo welfare, come si evolverà il rapporto con filoni quali la previdenza complementare e la sanità integrativa, che sono spesso sostitutivi ad un'assenza di Stato, perché questo è quello che si respira. Io qui risponderei sottolineando come ci sia davvero un grande bisogno di lavorare in modo integrato e sinergico tra quello che è il welfare pubblico e quelle iniziative di welfare sostenute e promosse da appunto le parti sociali da un lato, gli enti, la bilateralità dall'altro, ma anche a livello locale dalle stesse amministrazioni all'interno di reti plurali che però lavorano in modo coordinato. Se penso in particolare alla sanità integrativa, è vero che diciamo, abbiamo assistito, sappiamo che lo Stato ha messo a disposizione in questi 2 mesi nuove risorse che precedentemente nell'ultimo decennio erano in parte venute meno, avevano generato un reale sottofinanziamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale. E quindi si erano aperti anche lì delle opportunità per sviluppare la sanità integrativa. Oggi io credo che questa emergenza ci debba portare a riflettere di quanto sia fondamentale rilanciare la sanità integrativa in una logica che però sia davvero integrativa e non sostitutiva del nostro Servizio Sanitario Nazionale. E quindi da un lato dobbiamo utilizzare bene le risorse che oggi che vengono messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale a livello centrale, con le ricadute positive che questo genererà sul livello regionale. Ma abbiamo bisogno anche di utilizzare bene tutte quelle risorse che possono essere trovate e messe a disposizione attraverso l'azione appunto delle casse, dei fondi, il contributo di tutti quei soggetti che abbiamo citato. E non ultimo proprio il welfare aziendale. Un welfare aziendale che è stato, diciamo, è cresciuto molto a partire dal 2016, ha sviluppato tante esperienze di valore positive tra le imprese, le grandi ma anche le medie e sempre più anche le piccole imprese che spesso hanno fatto rete tra di loro, e nello sviluppare i loro piani di welfare si sono occupati da un lato di un tema importante come quello della conciliazione, ma dall'altro negli anni scorsi, anche proprio di sanità integrativa. Quindi non dobbiamo partire da zero, dobbiamo capitalizzare quello che è stato fatto con la barra dritta rispetto al tema dell'integrazione, perché le risorse comunque rimangono scarse e vanno utilizzate bene e quindi bisogna proprio integrare rispetto a ciò che il servizio sanitario offre e non deve, diciamo, rispetto al quale non si deve sottrarre. Quindi questa è un'area, io credo, davvero importante, su cui c'è ancora molto lavoro da fare, sapendo che però ci sono molti soggetti pronti a mettersi in gioco in questa direzione. Sul tema, dottoressa, sul tema dell'incontro virtuoso tra domanda e offerta, Veneto Welfare, la Regione Veneto, ha lavorato ormai da 1 anno su una matrice di accreditamento di questi fondi, Esatto. che sta arrivando alla pubblicazione ufficiale, quindi probabilmente per i primi giorni di giugno saremo pronti per avviare quel processo di accreditamento dei fondi previdenziali ma anche sanitari, che vorrei sostenere quella che è una logica di sistema. Naturalmente l'accreditamento creerà, non dico delle corsie privilegiate, però sicuramente degli incentivi a portare avanti linee a sostegno delle scelte politiche anche. Da qui un'ulteriore riflessione che io le pongo: quale sarà il ruolo dell'ente pubblico? Allora, rispetto a questa domanda, a questo stimolo, direi che certamente questa emergenza
ha contribuito a riportare l'attenzione sull'attore pubblico. Lo abbiamo visto nell'ambito sanitario, ma non solo, anche in altri settori, ambiti dell'architettura del nostro sistema di protezione sociale. E questo è un dato importante. E io credo che questa emergenza farà ripartire un dibattito diciamo intenso su i capisaldi, insomma, del rapporto tra pubblico e privato. È un dibattito che ha caratterizzato anche gli anni precedenti, ma che certamente ripartirà, è già ripartito con rinnovato vigore. Si tratta, io credo, di partire dal tanto materiale empirico che questa emergenza ci ha messo a disposizione, ci mette a disposizione, per approfondire con lenti nuove e diverse il rapporto tra attore pubblico e attore privato, o i tanti e diversi attori che si muovono nell'arena pubblica e nell'arena privata. Quello che però io credo non si debba fare è immaginare, diciamo, un ritorno a un ruolo centrale, forte, preordinato da parte dello Stato. Bisogna invece, io credo, continuare, no, in quella linea già tracciata precedentemente, fatta dallo sviluppo di reti multiattore radicate, innestate sui territori, nelle comunità, in cui l'azione sinergica tra attori con interessi diversi ha già dimostrato di saper dare frutti positivi. Quindi quello che mi aspetto è che l'attore pubblico sia chiamato ancora di più ad avere un ruolo di regia, di coordinamento, di definizione di un quadro regolativo ampio che lasci però spazio e valorizzi il contributo anche di attori non pubblici, sia del terzo settore, centrali dal punto di vista dell'offerta, della rinnovata offerta di servizi nell'ambito sanitario, ma anche sociosanitario. Pensiamo a tutto il tema della long term care, di come questa emergenza sanitaria abbia fatto emergere ancora di più l'urgenza, l'esigenza di intervenire in un ambito scoperto quale quello della non autosufficienza. No? Pensate a tutto quello che è successo nelle RSA, nelle case di cura rispetto all'invecchiamento e agli anziani. Ecco, quindi c'è un problema, un bisogno di ripensare la prevenzione in ambito sanitario, gli interventi sui territori e soprattutto di prendere come dire, di petto la questione della non autosufficienza. Professoressa, ecco, proprio alla luce del tema che lei nella sua riflessione poneva, indubbiamente due modelli simili come la Lombardia e il Veneto, due regioni che hanno fatto della complementarietà tra pubblico e privato uno degli elementi poi vincenti anche in termini non solo competitivi ma anche di relazioni istituzionali, hanno dimostrato in quest'ultimo periodo di essere state all'altezza di affrontare una sfida, diremo, come abbiamo detto all'inizio, epocale. Ci interesserebbe quindi, avendo l'opportunità di averla a nostra disposizione, se così possiamo affermare, di comprendere un po' come lei con il mondo del secondo welfare, con la struttura, vi state muovendo in una regione che, come la vostra, non che la nostra meno, ma sicuramente il virus ha impattato in modo imponente e importante nella regione Lombardia. Lavorerete per ricostruire il welfare territoriale. Come abbiamo sottolineato, adesso c'è molto lavoro da fare a livello regionale. Se penso al modello lombardo, di cui noi ci stiamo occupando attraverso un progetto InnovaCare che guarda al nesso tra invecchiamento della popolazione, non autosufficienza e innovazione sociale, sicuramente quello è un ambito in cui dove l'emergenza in corso ha decisamente messo ulteriormente a
dura prova un sistema che già a livello locale, attraverso i piani di zona, vedeva un forte coinvolgimento accanto alle amministrazioni locali, tutta una serie di soggetti in grado di fronteggiare la sfida dell'invecchiamento, no? Mettere in campo nel modo più innovativo possibile risposte a questa sfida, a questi nuovi bisogni. Allora sarà davvero interessante monitorare, no, nei prossimi mesi come questo sistema dall'RSA ma anche tutta la domiciliarietà ha dimostrato una grandissima debolezza, insomma, e come potrà e se potrà essere riformato, no? Sia in una cornice più regionale ma anche grazie all'azione messa in campo attraverso i piani di zona dai diversi territori. Quindi io credo che lì si possa aprire una finestra per un possibile ripensamento, rinnovamento del sistema tra sanitario e sociosanitario. Certamente quella è un'area in cui c'è una grandissima urgenza per ripensare il modello presente, che ha chiaramente dimostrato di avere una serie di diciamo criticità e che non è stato in grado nel passato di valorizzare a sufficienza l'apporto del territorio. Questa è un'area. E poi direi che l'altro versante, anche un po' per ricollegarci proprio ai contenuti di questa chiacchierata insieme, è quello del welfare aziendale, no? Ne abbiamo fatto dei cenni. Noi come laboratorio percorsi di secondo welfare, proprio a metà di marzo, abbiamo deciso di lanciare una survey che è rimasta aperta fino all'inizio di maggio, quindi diciamo fino quasi alla partenza della cosiddetta fase 2, abbiamo cercato di monitorare rispetto all'area del welfare aziendale, della responsabilità sociale d'impresa, qual è stata la reazione immediata in un contesto di crisi. E adesso stiamo elaborando questi dati che metteremo a disposizione nelle prossime settimane, che sono dati, io credo, molto importanti per poter leggere e interpretare che contributo può venire dal welfare aziendale, dal welfare contrattuale, ma anche da quegli attori che abbiamo tanto citato in questa intervista, in una logica più generale di responsabilità sociale d'impresa, quindi di rapporto tra l'impresa e i suoi stakeholder. E l'altro dato che emerge diciamo dai risultati di questa survey è che in queste settimane, in questi mesi di emergenza, anche i fornitori di servizi hanno saputo ripensare il loro modello organizzativo e la loro offerta di servizi. Quindi un tema che io reputo strategico, molto importante, è proprio quello del cosiddetto terziario sociale, no? Come possiamo ripensare al nostro sistema di welfare, non puntando i riflettori solo a un welfare che risponde ai bisogni, ma un welfare che è anche un motore di crescita e di sviluppo. E allora lo dobbiamo fare guardando al nesso forte tra domanda, tra bisogni, quindi la domanda espressa dalle famiglie, una domanda nuova alla luce di questa sfida, e la capacità di mettere in campo nuovi servizi e nuove prestazioni che potranno generare anche nuove professioni, aiutare il nostro paese a ripartire in aree nuove, in aree diverse rispetto al quale in passato c'era meno urgenza, io credo, no? Dalla sanità al sociosanitario, ma pensiamo anche a tutto il tema dei trasporti, del turismo. Insomma, c'è bisogno di lavorare molto. Da questo punto di vista io credo che il welfare aziendale è un'area che mette insieme spinte diverse e fa dialogare esigenze differenti e intravedere anche nuovi modelli di sviluppo in parte inediti. Grazie professoressa, grazie ancora per la disponibilità, per gli stimoli che noi faremo tesoro all'interno della struttura. La ringraziamo inoltre della collaborazione stretta che abbiamo tra la struttura nostra e lei fin dalle origini. Ancora speriamo di vederci di persona, voglio dire, dopo questo periodo. E soprattutto vedo che non ci manca la forza di fare proposte e riflessioni, ma soprattutto di metterle a terra con fatti concreti. E un dato certo che rimarrà nella storia è che le nostre due regioni hanno affrontato una sfida epocale e
i numeri di oggi, diciamo della nostra intervista di oggi, sembrano ci diano ragione nel fatto che, non dico che l'abbiamo superata, ma l'abbiamo adeguatamente affrontata. Grazie ancora, professoressa, grazie Grazie per a la voi per disponibilità. questo invito, mi ha fatto molto piacere. Grazie, buon Arrivederci. lavoro, grazie.